Non si sa se per farlo prenda l'Autostrada del Sole, ma la polemica sull'aumento di pedaggio sulla tratta Padova-Marghera rimbalza da Roma a Venezia anche nel giorno dell'Epifania. L'affondo dell'ex ministro ai trasporti Danilo Toninelli è rispedito al mittente dalla presidente di concessionarie Autostrade Veneto Luisa Serato. Toninelli ha sottolineato come gli unici aumenti autostradali in Italia nel 2020 siano avvenuti in Veneto e in Lombardia, due regioni a guida leghista da decenni. Ma, risponde Serato, la decisione sulle tariffe è più complessa. La concessionaria infatti non provvede autonomamente a degli aumenti che arrivano dopo un'ampia fase istruttoria che coinvolge sia il Ministero dell'Interno che quello dell'Economia e delle Finanze. Sta di fatto però che si tratta di in questo momento, di uno dei pedaggi più cari in Italia. Ma guardi, su questo non c'è dubbio. Sta di fatto però che l'infrastruttura non è ancora pagata, però, e la stiamo pagando, e il piano di rientro, cioè il piano economico-finanziario che sostiene il bond, che come noto insomma ammonta a 830 milioni di euro e gli investitori sono tutti internazionali, prevede questi adeguamenti. CAV è partecipata al 50% dalla Regione Veneto e al 50% da ANAS, che esprime anche l'amministratore delegato, mentre 3 membri su 5 del Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente, sono espressi dalla Regione, ma il Presidente non ha poteri esecutivi. Quindi per i pedaggi, per l'aumento di quest'anno, da chi è partita comunque l'iniziativa? È una delle cose che manco passa per il CDA, nel senso che è una questione squisitamente tecnica, no? E quindi probabilmente, adesso io non lo so, ma la richiesta di adeguamento del pedaggio sarà firmata, motivandola ovviamente, dal dirigente amministrativo, per dirle, cioè il CDA è a conoscenza perché sa che si fa così, sa che viene fatto tutti gli anni, quindi tutti gli anni tutte le concessionarie italiane chiedono l'adeguamento. Resta il fatto che l'aumento ha provocato diversi malumori per chi la tratta la percorre tutti i giorni per lavoro, 3 euro per una ventina di chilometri, quindi 6 tra andata e ritorno, tanto che si è paventata l'ipotesi di sgravi per i residenti delle province di Venezia, Padova e Treviso. Dipende un po' da quello che decide di fare il Parlamento, il governo e il Parlamento ovviamente in questo caso, perché la modifica naturalmente dovrebbe avvenire per via legislativa.